Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo! Buongiorno a tutti, solito club Tre Sorelle, siamo con Vincenzo e con un rientro, Gigi, ogni tanto viene a trovarci, e là c'è sempre la Sabri, saluta, ciao Sabri, e si parlava appunto con Vincenzo che adesso sta seguito a livello cardiologico, ma voi ti trovo io un bravo cardiologo, e quindi anche per problema di glicemia alta, e l'hanno messo in dieta. Allora, no, non è da ridere, allora guardate anche la differenza di colore, vedete chi sta bene e chi va, sta a riderti ma Vincenzo c'era questo qua che gli ha detto: guardi, allora attenzione, lei adesso per il diabete, per quelle robe lì deve togliere pane, pasta, formaggio, riso, prosciutto, vino zero, mortadella, salumi, vino zero e mangiare finocchi, e lì andiamo in un'altra, lasciamo stare, ma allora ho detto: ma scusate, così sì, a questo punto datemi l'olio santo, sì, ma poco, poco. E l'altra barzellettina, così ne facciamo due, e poi no, che c'era questo che parlavi di mela, no, che sono andato a provare la mela, c'è un tipo di mela, hai detto che è proprio per i diabetici, e invece c'erano questi cinesi, anzi questi qui, che hanno inventato una mela che ha i sapori di altra frutta. Ma come è scritto? Ma com'è? Eh sì, deve provare, guardi, prende quella mela lì, senta, ma sa di fragola, quella lì è una mela che sa di fragola, quella mela banana, porca puttana, c'è cinesi avanti, provi quella mela sa di arancia, che spettacolo, cazzo. Cioè voi avete fatto le mele che cambiano che tutti i sapori, prenda quella là, questa, scusi, questa sa di merda, ma devi girarla. Un saluto vergognosissimo a tutti dalle Tre Sorelle, oggi giornata un po' così, ci vediamo, ciao a tutti. Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo!